tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così. La crociera della musica napoletana, a mio parere, rappresenta uno dei pochi casi di eccellenza capace di coniugare tradizioni, trasmissioni tradizioni, conoscenza, direi, della musica napoletana, o forse ancora meglio delle musiche napoletane, e turismo. Quindi un turismo culturale, un turismo che vede poi nella MSC Crociere la possibilità di avere un grande armatore e avere, come dire, le location di grande prestigio internazionale, grazie alle quali questa iniziativa può girare nel Mediterraneo. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai. La Crociera della musica napoletana è un'iniziativa che parte da un progetto di una presenza vulcanica in questa città, che è Francesco Spinosa, che è un imprenditore quindi legato al turismo, e che cerca il più possibile di mettere intorno a sé diversi operatori, quindi fare una squadra allargata per far sì che la cultura napoletana possa diventare non solo uno strumento naturalmente di turismo e anche di marketing, ma che sia anche una grande capacità di catalizzare interesse culturale sulle tradizioni di questa città. A Napoli abbiamo delle grandi eccellenze che però purtroppo non vengono comunicate adeguatamente. Pertanto secondo me questo è un evento adatto per poter portare in giro tutte le eccellenze della Campania. Quindi pittura, scultura, poesia, mostre d'arte, il tutto però ovviamente sempre trainato dalla canzone napoletana, che è la cosa più bella per eccellenza in tutto il mondo. Durante questa esperienza i crocieristi quindi che fanno? Cerchiamo di capire anche perché alcune volte è bello partecipare a questo progetto. Naturalmente c'è una crociera che è in autonomia, ma questa crociera è tutta sonorizzata sui temi della canzone napoletana, concerti serali, conversazioni, approfondimenti, e questa è la cosa molto bella durante il viaggio, in mare, in navigazione, quindi vuol dire è un concerto viaggiante, è una conversazione navigante. Si dolce però sta faccia d'angelo che serve per cannare. Femmina, tu sei anche più bella femmina, ti voglio bene in gloria, non ti posso scordare. L'anno scorso abbiamo realizzato la quarta crociera della musica napoletana, alla quale ho avuto il piacere per la prima volta di parteciparvi, ed è stata un'esperienza veramente molto significativa vedere la partecipazione di persone di diversa estrazione che erano lì per il piacere di naturalmente trascorrere una bella vacanza in compagnia, ma appassionarsi, riempire queste giornate diciamo anche attraverso visite culturali, luoghi molto belli che abbiamo frequentato, ma anche avere la curiosità, stimolare la curiosità culturale di approfondimento e magari una dimensione di relax che non sia quella accademica, non sia quella necessariamente, come dire, dell'impegno didattico e scolastico. Quindi un modo di trasmettere la cultura, di trasmettere le nostre tradizioni in una maniera quanto più diciamo servizievole verso il pubblico, quanto più possibile andare incontro alle esigenze e quindi quanto più comunicativo e relazionale.
aname ancora. Non c'è la samma più, manca un'ora. È un progetto che viene fatto da un privato, tra due privati, MSC e Francesco Spinosa, Scoop Travel. Quindi cosa c'è di meglio? Non andiamo sempre a chiedere ai politici, hanno chiesto ai politici solamente il patrocinio per poter esportare poi invece l'immagine di Napoli. Le due cose più belle sono la pizza e la canzone napoletana, girano per tutto quanto il mondo. La musica napoletana la conoscono tutti, la conoscono dappertutto, la rappresentano dappertutto. Sono i nostri ambasciatori, musica e pizza. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Peppe, ma tu stai? Salvatore, sto qua. A tu, ca. Oh, mamma mia, ma io non ti vedo. Gesù, e poi sto qua. No, ma io ti sentite sente, ma non ti vedo. E beh, certo, ci credo, è che pure io scuro. Dal vivo abbiamo avuto gruppi molto interessanti, appunto il quartetto Calace con Quirino, Francesca Marini, Francesco Cocco e poi Peppe Barani in un concerto serale, e dal vivo durante queste conversazioni gli artisti facevano delle semplificazioni. Io non tornerò a parlare, sta vita è già passata. Sto tempo che volava, non me ne so addonato. Voce, stavo già innamorato, stavo già appassionato. Dolce, tu che parole roce, assai mi fai felice. Pizzere, tu mi hai fatto felice. Pizzere, è sincera che ho dice. Pizzere, son da poche parole. Pizzere, son da poca ma vera. Stiamo adesso per partire con la quinta crociera, che rispetto alla precedente naturalmente riprende gli elementi di forza, quindi avremo artisti che saranno naturalmente molto significativi. Apri le tue braccia al mondo, fai volare in alto i sogni tuoi, nessuno è da solo mai, fin dove c'è vita. Testimonial per questa quinta edizione della crociera della musica napoletana sulla MSC, il nostro Sal Da Vinci. Come ti è sembrato e come ti sembrerà questo appuntamento, che mi sembra un'iniziativa molto produttiva? È affascinante. Un po' di mesi fa il caro amico Francesco Spinosa mi invitò a partecipare a questo progetto Crociere della musica napoletana. Naturalmente mi ha anche un pochino colto nel cuore, perché quando si parla di linguaggio napoletano, quando si parla di esaltare poi la nostra cultura, mi trova sempre disponibile. Questa per me è la prima volta poi tra l'altro che faccio questa esperienza di salpare addirittura con la musica su una nave, quindi è un'esperienza completamente nuova. Poi questo connubio tra mare e musica e napoletanità è il massimo. Sì, ci sono un sacco di canzoni sul mare, come infatti c'è nel mio nuovo album È così che gira il mondo, c'è una canzone che si chiama proprio Come il mare, che racconta di una storia d'amore importante, quindi magari quella sera la canterò. Come il mare non hai pace,
quando dentro il cuore sembri scomparire, torni a farmi male, non basta mai, non basta mai. Farà la crociera, ascolterà, ma vedrà anche all'azione, diciamo, artisti, quindi scultori, pittori che in qualche maniera lavoreranno anche tematicamente sulle diverse, diciamo, anime della canzone, quindi fare una squadra allargata per far sì che la cultura napoletana possa diventare non solo uno strumento naturalmente di turismo e anche di marketing, ma che sia anche una grande capacità di catalizzare interesse culturale sulle tradizioni di questa città. Come critico d'arte napoletano è la prima volta che ho portato l'estemporanea appunto a bordo, visitando i vari porti, coniugando in effetti i colori adatti al Mediterraneo, e 2 anni fa abbiamo coniugato i colori con l'Adriatico e l'Egeo. Maruzzella, Maruzzella, te miseri dall'occhio mare, me viso in vietta a me, non dispiace. La canzone napoletana è uno dei pochi esempi di organismo culturale vivente, qui non pensiamo soltanto ai morti al passato, pensiamo come questa segni la trasformazione, segni la nostra contemporaneità, e allora sicuramente va bene che noi documentiamo il passato, ma cominciamo anche a documentare e a promuovere la contemporaneità, a quello che accade, ascoltiamo quello che accade, pensiamo a una modernità. E se pensiamo anche che oggi la cultura, una cultura diremo appunto viaggiante, migrante, è una cultura che tende alla delocalizzazione, secondo voi non si potrebbe fare anche sul mare in crociera mentre si viaggia? Gente magnifica, gente, chi tante e chi niente.